Sportivi di 7 Gold, ben trovati con penalty. Puntata decisamente speciale in questo venerdì pasquale perché giovedì si è giocato il turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Abbiamo a nostra disposizione 40 minuti per raccontare questa 15ª giornata. Diamo subito uno sguardo ai risultati. Castrum Favara Ragusa Calcio 1-1, FC Pompei batte Città di Aciriale 2-1, Regina 1914 batte Locri 1909 3-2, Enna Calcio batte Nisse FC 2-0, San Biase batte Licata Calcio 1-0, San Cataldese batte Città di Sant'Agata 2-1, Scafatese batte Nuova Egea Virtus 4-0 ed infine Siracusa Calcio batte Paterno Calcio 3-0. Ha riposato la Vibonese Calcio. Mancano soltanto 2 giornate al termine del campionato di Serie D, ecco la classifica di questa settimana. Siracusa Calcio 72 punti con 71 Regina 1914, 59 punti Scafatese, 53 San Biase, con 49 la Vibonese Calcio, 43 Nis FC, 42 punti Paterno Calcio con 38 FC Pompei, 37 punti Nuova Egea Virtus, con 35 Ragusa Calcio, 34 punti San Cataldese, 32 Città di Aciriale, con 31 Enna Calcio, 30 punti Castrum Favara, 25 punti Licata Calcio, 24 Città di Sant'Agata, ultima in classifica Locri 1909 con 22 punti. Questo è il prossimo turno, 16ª giornata di ritorno, si giocherà domenica 27 aprile. Città di Aciriale San Cataldese, Città di Sant'Agata Scafatese, Enna Calcio Locri 1909, Licata Calcio FC Pompei, Paterno Calcio San Biase, Ragusa Calcio Nuova Egea Virtus, Regina 1914 Castrum Favara, Siracusa Calcio Vibonese Calcio. Riposerà la Nis FC. Passiamo adesso alle immagini di questo turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Altro esame da non fallire per il Castrum Favara che nella penultima recita tra le mura amiche di un Broccoleri in cui ancora persistono i problemi legati agli spazi vista la squalifica per un turno della gradinata. Si gioca contro il Ragusa, gli ultra costretti a spostarsi in tribuna per incitare la squadra dal primo al 90° minuto con le immagini prodotte come di consueto da Giuseppe Montalbano. Andiamo al film della partita che inizia subito con una palla gol per il Castrum Favara, conclusione che viene respinta, conclusione di Varela, respinta da Grasso, uno dei protagonisti di questa partita. Poi calcio di punizione battuto da Baglione, palla che sfila alta sopra la traversa, insiste la formazione guidata da Infantino con quest'altra volée dalla distanza, altra conclusione che sorvola la traversa, inizia ad affacciarsi per la prima volta il Ragusa nella metà campo avversaria con questa iniziativa per vie centrali. C'è l'uscita a vuoto qui da parte di Scuffia, poi la palla arriva alla conclusione che viene però contratta dalla difesa canarina e quindi si salva la compagine favarese. Poi calcio di punizione battuto con uno schema sulla fascia di sinistra, la palla arriva dopo la respinta di Grasso sui piedi di Mudasiru, il quale chiama ancora all'intervento l'estremo difensore ospite. Qui ancora le telecamere che indugiano su Mudasiru, dal corner che ne segue il colpo di testa di Palma e sfera che si perde al lato, tante le palle gol non finalizzate dal Castrum Favara. E allora ecco che arriva la più classica delle beffe, gol sbagliato, anzi gol sbagliati, gol subito. In questo caso ci pensa Tagliarino con un mancino radente che si insacca a fil di palo alla sinistra di Scuffia che nulla può. E allora al 25° minuto sblocca la partita il Ragusa. Qui ancora una palla gol creata dal Favara con questo tentativo che si spegne facilmente tra le braccia del portiere Grasso. Ci ha provato la piana, poi su questo cross dalla sinistra altro colpo di testa, pallone che rimane lì e ci pensa ancora Grasso a metterci Guantoni, a bloccare la palla in uscita. Poi da questa punizione battuta direttamente da Scuffia la palla arriva nel cuore dell'area di rigore Iblea e ancora un alleggerimento per Grasso. Fa ottima guardia la linea difensiva alzata
dal Ragusa, che qui subito in avvio di ripresa viene battuta dal solito Nacho Varela, ancora in gol al Bruscoleri, il centravanti argentino che dopo 4 minuti all'inizio della ripresa riporta in equilibrio la situazione. Poi grande palla gol qui per il Favara con il palo colpito da Baglione sulla punizione tagliata di Lapiana. Poi ci pensa Grasso a togliere le castagne dal fuoco alla difesa del Ragusa, difesa che ancora una volta si fa cogliere quasi impreparata su questo inserimento. L'uscita da parte di Grasso dopo il tentativo di Palma, poi sgroppa sulla destra Sandro Baglione che calibra questo cross, un cross che diventa un tiro. Bravo Grasso a tenerla fuori dai pali e lontano dai guai. Poi prova a riaffacciarsi in avanti la squadra guidata da Erra con il tentativo ancora sull'inserimento dalla sinistra e la palla che viene sventata dalla difesa, palla che finisce fuori. Poi Varela cerca di crearsi tutto da solo, la palla arriva in area, ancora il miracolo da parte di Grasso a negare la gioia del gol al centravanti del Castrum Favara. Qui ancora Grasso sugli sviluppi del calcio d'angolo che ne è seguito, ma occhio qui al calcio di punizione da parte di Abercon con la palla che arriva in area e scuffia. Deve esibirsi in un grande intervento per negare il secondo gol al Ragusa. Partita senza esclusione di colpi in questo secondo tempo, altro miracolo questa volta su Varela da parte di Grasso, insiste dall'altra parte di Ragusa che è una grande palla gol ma scuffia al minuto 25, toglie la palla dall'angolino, la palla poi entra ma era comunque fuori gioco. E allora dall'altra parte prova a farsi vedere nuovamente il Castrum Favara con questa palla messa in mezzo, il colpo di testa e ancora il miracolo da parte di Grasso sul colpo di testa di un Palma che si dispera. Un'occasione gigantesca qui per il Castrum Favara, poi la palla arriva al limite dell'area dove c'è Mutasiru, conclusione strozzata che si perde fuori. Ci prova ancora, sempre con Baglione, il Castrum Favara, Baglione che si inserisce alla grande ma non trova la luce, forse anche l'energia per inquadrare la porta. Ci prova poi su punizione, bravo Grasso a smanacciare in uno comunque degli interventi meno difficili del suo pomeriggio. Poi dal calcio d'angolo che ne segue la palla rimane in area di rigore con questo ennesimo tentativo e la palla ancora alzata in calcio d'angolo da Grasso. Il direttore di gara, il signor Oristanio di Perugia, non se ne avvede, non assegna il calcio d'angolo. Poi su questa entrata di Demin in pieno recupero il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo e di conseguenza il rosso per Demin. Chiude in 10 uomini il Castrum Favara che vorrebbe creare un'ultima palla gol ma non ce la fa perché il direttore di gara perugino fischia 3 volte ancora prolungata l'astinenza di vittoria in casa per il Castrum Favara che sbatte sul Ragusa. Alla prossima. Da grandi protagoniste nella scorsa stagione nel campionato d'eccellenza a squadre con obiettivi diametralmente opposti nel rush finale di Serie D. Nel turno pasquale valevole per la 32esima giornata di campionato si affrontano Nissa ed Enna allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. I padroni di casa occupano un ottimo sesto posto in classifica ma sono reduci da un solo punto nelle ultime 3 uscite, situazione diversa per i gialloverdi che si trovano in zona play-out e vedono la salvezza distante 3 punti. Arbitra l'incontro il signor Tommaso Alberto Vazzano, sezione di Catania, coadiuvato dalle assistenti Marco Giuliani e Cristian Pino, entrambi di Barcellona Pozzodigotto. La Nissa si schiera con Elezai, Natale, Bruno, Gamez, Bieto, Lozza, Tumminelli, Maltese, Agnello, Rodulo, Bonanno e Diaz. Partiamo con il film del primo tempo, palla in profondità di Maltese per Diaz, cerca il Tato, la conclusione, pallone che viene sventato da Simeoli, minuto 18, ancora Nissa, Tumminelli, apre a sinistra per Rodulo, punta l'avversario Rodulo, se la porta sul mancino potente ma non preciso, termina sull'esterno della rete. Al 23esimo Lenna con Moreso che mette il pallone a disposizione di João Pedro, prende la mira col mancino, facile per le braccia di Elezai, minuto 30. I padroni di casa ci riprovano da Bonanno a Tumminelli, dentro da Agnello che va alla conclusione col mancino, vorrebbe una deviazione irregolare da parte di un difensore dell'Enna. Il direttore di gara però è lì, guarda tutto e dice no, questo non è calcio di rigore. Minuto 38, Lenna crossa dalla destra con Otero, Cicirello sorprende tutti in area di rigore,
rigore, sbuca alle spalle di Gamezbiedo e trova il gol che vale lo 0-1, una rete molto pesante, quella dell'Enna, quella segnata dal capitano gialloverde. Finisce così il primo tempo, inizia la ripresa e dopo 10 minuti cambi nella Nissa, entrano Semenzin, Dall'Oro e Samaghe per Tumminelli, Maltese e Bonanno. 58esimo, Cristiano in azione personale, va al mancino in diagonale, la posizione defilata, non becca lo specchio della porta. Al 66esimo entra Sclafani per Natale, al 70esimo Elezai salva sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Minuto 75, cross dalla sinistra per Samaghe che riesce a colpire molto bene, riesce anche a volare Simeoli a mettere in calcio d'angolo, cross dalla destra di Sclafani per Samaghe. Siamo all'85esimo, palla tra le braccia del portiere. 88esimo, ancora un traversone, sempre Samaghe che sta facendo il bello e cattivo tempo in area di rigore ma non trova lo specchio della porta. Ancora al 90esimo su calcio d'angolo, questo tocco di Espasa fa alzare i decibel delle proteste alla Nissa, ma anche in questo caso il direttore di gara dice no, si può proseguire, si resta sullo 0-1 e allora nel recupero questo contropiede da parte dell'Enna vale il gol della sicurezza, il gol della vittoria. Cristiano sul secondo palo trova l'inserimento di Bamba e 0-2 finisce così la partita al Marco Tomaselli di Caltanissetta. Una vittoria pesantissima per l'Enna che supera di 2 reti una Nissa fin qui lanciata in zona playoff. Finisce 0-2. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Nel turno infrasettimanale prepasquale il Siracusa batte il Paternò per 3-0 e mantiene un punto di vantaggio sulla Regina vittoriosa a Locri. Turati, in sostituzione dell'infortunato Palermo, sceglie Limonelli, ma è un inizio del Paternò perché dopo 6 minuti la formazione ospite mette dentro il pallone alle spalle di Iovino sul colpo di testa di Greco, ma l'arbitro Mirri di Savona ravvede un fallo di mani. Al 13esimo Maggio viene anticipato in angolo dal giovane portiere del Paternò Tosoni. Ci prova Di Grazia al 16esimo da corner lo schema per Puzzone, pallone alto di poco. Al 19esimo il centravanti del Paternò guida per Di Francesco, pallone smorzato con la parata di Iovino. Al 20esimo Siracusa in avanti col tocco di tacco di Candiano per Pistolesi, sombrero e pallone però che il giovane esterno sinistro aretoseo calcia addosso a Tosoni. Al 35esimo Alma per Limonelli, colpo di testa col pallone che si perde abbondantemente fuori. Al 41esimo è il palo a negare il gol al Siracusa, il destro a giro di Andrea Di Grazia infatti si spegne sul legno alle spalle del portiere paternese. Ancora Di Grazia ci riprova al 46esimo su punizione, Tosoni respinge con i pugni in calcio d'angolo. Nella ripresa subito Russotto per Limonelli con l'arretramento di Candiano a centrocampo con Acquadro. E subito Siracusa con il colpo di testa all'indietro di Maggio dopo un solo minuto sul lancio di Acquadro vola Tosoni. Il gol arriva al terzo da un'ottima imbucata di Pistolesi per Di Grazia che se ne va in progressione, mette un pallone in mezzo e Panarello in corsa mette la sfera nella propria porta. Al sesto ancora un palo di Alma per una stagione davvero sfortunata per l'attaccante niscemese del Siracusa. Al 13esimo gran giocata ancora di Alma e con più tentativi verso la porta paternese alla fine Tosoni evita la capitolazione. Al 15esimo c'è il raddoppio del Siracusa sullo splendido assist di Maico Candiano. Di Grazia si fa trovare pronto col piatto sinistro che trafigge il portiere ospite. Quarto centro stagionale per l'attaccante catanese del Siracusa. Al 16esimo Di Grazia cede il posto a Convitto e al 25esimo ancora un legno, il terzo per gli aretusei e Maggio stavolta di testa a colpire la traversa. Al 27esimo ancora il centravanti azzurro ci riprova, questa volta con un diagonale di sinistro che si perde fuori. Al 28esimo Longo entra al posto di Alma. L'occasione al 32esimo è per Committo con il sinistro parato a terra da Tosoni.
Un minuto dopo ci prova ancora convinto, servito da Maggio, il destro dell'attaccante aretuseo viene parato a terra. Al 35esimo entra Di Paolo per Maggio e un minuto dopo il Siracusa segna la terza rete. È Longo a mettere dentro il suo quarto centro stagionale. Infine, al 41esimo entra Ba per Baldan, che salterà la gara interna con la Vibonese di giorno 27 per squalifica. Domenica prossima infatti non si gioca per la sosta pasquale. Auguri a tutti voi. Trentaduesima giornata del campionato di Serie D Girone I. Si sfidano al Valentino Mazzola San Cataldese e Città di Sant'Agata, in palio 3 punti pesantissimi per la lotta alla salvezza di entrambe le squadre. Andiamo con le formazioni. Il Città di Sant'Agata di mister Emanuele Ferraro schiera in campo Cannizzaro, Brugaletta, Perez, Fontana, Leonardi, Faccetti, Dorato, Abate, Pussetto, Bova e Catalano. San Cataldese di mister Orazio Pitatella con Dolenti, Pedalino, Blas, Calabrese, Chironi, Viscuso, Suarez, Quamè, Gueye, Montaperto e Catania. L'arbitro è il signor Davide Pazzi della sezione di Palermo. Con le immagini della gara andiamo al minuto 3, occasionissima San Cataldese con Catania che fa sponda per Gueye, ancora Catania che si invola verso la porta, prova la conclusione, Cannizzaro però si oppone. Ancora San Cataldese al 10° minuto con Suarez che prova la botta da fuori, palla che però si spegne sul fondo. Risponde Sant'Agata con questa conclusione da lontano di Pussetto. Poi sulla ribattuta c'è la posizione di fuorigioco del compagno di squadra San Cataldese che con Montaperto va vicino al gol, si oppone Cannizzaro, ma sul calcio d'angolo seguente è Quamè che trova il gol dell'1-0, non esulta per rispetto verso la sua ex squadra. Il numero 8, dimenticato dalla difesa ospite, può festeggiare l'1-0. Al 25esimo Gueye intercetta un rinvio di Cannizzaro, lo fa forse con una mano, il gol viene negato, ma la San Cataldese con questa magia di Montaperto ad aprire l'azione trova il gol del raddoppio. Chironi cercato e trovato all'interno dell'area, il pallone sfila, arriva Suarez e con un preciso diagonale destro firma il gol del 2-0. Qui possiamo rivedere il colpo da biliardo dell'esterno spagnolo che fa 2-0 alla mezz'ora. Sarà l'ultima azione degna di nota del primo tempo. Con le immagini della ripresa andiamo al minuto 2, calcio d'angolo battuto per il Sant'Agata. Qui Gueye rischia l'autogol. Al minuto 8 rimane in 10 la San Cataldese per questo fallo di Catania. Poi il cross di Catalano per il colpo di testa di Pussetto e la seconda conclusione di Pussetto deviata da Viscuso. Al minuto 22 però è Dorato a trovare il gol che riapre la partita. San Cataldese però prova a dare una scossa al match. Pallone di Suarez per la conclusione in porta di Boniglia, che però viene fermato dal fuorigioco dopo 15 minuti abbondanti di assedio Sant'Agata. Arriva il triplice fischio, la San Cataldese festeggia i 3 punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Premetto che la partita di oggi era certamente una partita molto difficile, uno scontro diretto, c'erano in palio punti per la salvezza. Il Pompei, chiaramente vincendo, oggi avrebbe festeggiato per come ha fatto la matematica salvezza, e chiaramente per noi era una partita molto ostica. Lo sapevamo da calendario, l'abbiamo approcciata bene. Il primo tempo è stato certamente molto più positivo rispetto alla ripresa.
Che dire, abbiamo fatto delle ingenuità sui gol e quindi ci è costato caro. Ci è costato caro, abbiamo avuto comunque una reazione anche in certi tratti degli ultimi minuti, soprattutto veemente, con personalità. Abbiamo stretto alle corde il Pompei, abbiamo guadagnato un calcio di rigore, purtroppo però questi nostri sforzi non sono stati premiati nel finale con il forcing che abbiamo prodotto. Chiaramente la salvezza, al di là dei risultati che vengono dagli altri campi, passa sempre, per quello che ci riguarda, da noi, e quindi ne approfitto anche per fare un appello a tutta la nostra comunità sportiva, quello di domenica di sostenerci come hanno fatto ultimamente. Anche oggi i nostri tifosi, che ringraziamo per essere stati qui presenti il giovedì santo, in un giorno infrasettimanale, togliendo tempo alle loro famiglie, togliendo tempo al loro lavoro. Noi cercheremo di ripagare questi sforzi, questi sacrifici, e sono tra altre cose anche gli sforzi e i sacrifici della società, del presidente, che ancora oggi ha dato dimostrazione di attaccamento e affetto a questa società, a questa maglia, mettendoci sempre in condizione di lavorare in maniera serena per ottenere dei risultati. Oggi siamo rammaricati, ripeto, però confido in una grande risposta del nostro pubblico domenica per conquistare una vittoria che sarebbe certamente importantissima. Non mi sento di dare giudizi sui singoli, perché chiaramente il risultato che è maturato certamente non ci porta a fare, diciamo, delle disamine sui singoli. Chiaramente, però, rispondendo in sintesi alla sua domanda, Piccolo, come tutti gli under che abbiamo in rosa, è un ottimo elemento, se no diversamente non giocherebbe nella Cireale, per cui contiamo di far sì che questo ragazzo cresca ancora di più, perché anche lui con il suo supporto dovrà chiaramente darci una mano per la salvezza, come chiaramente tutti i suoi compagni di squadra. Chiaramente questa era una partita importante, volevamo tornare a casa per passare una Pasqua serena e farla passare anche ai nostri tifosi con un risultato positivo. Purtroppo questo non si è verificato. Subito alla ripresa avremo solamente un obiettivo, quello domenica di battere la San Cataldese e, diciamo, metterci in una condizione di classifica che poi chiaramente, anche unito ai risultati che vengono dagli altri campi, da lì poi potremmo dare un giudizio su quello che spero sia, diciamo, un risultato più che positivo con la San Cataldese. Ripeto quello che ho detto prima, io ho il piacere oggi di ancora di più invitare tutti, dicasi tutti, a unirsi alla società, alla squadra, a sostenerla sia durante questa settimana che verrà subito dopo Pasqua nella preparazione di questa partita, e chiaramente riempiendo gli spalti dello stadio Ace Galatea, sospingere la squadra a una grande prestazione e una vittoria che chiaramente sarebbe determinante. Sì, diciamo che al primo tempo avevo avuto anche un'altra occasione su una respinta del portiere, che però era un po' troppo laterale, quindi non sono arrivato a prenderla piena, mi sono dovuto buttare in tuffo e non sono riuscito a segnare. Per fortuna sono riuscito a rifarmi il secondo tempo. Ma diciamo che comunque c'è un bel rapporto, un bel feeling sia in campo che fuori con tutti i miei compagni di squadra, come con Tiago e con Ingegneri, con Adecio, con chiunque abbiamo quell'affinità sia in campo che fuori, cerchiamo di lavorarla sempre anche durante la settimana. L'esultanza sotto la curva, per fortuna questa settimana era più vicino rispetto a quella con Siracusa, quindi
ho dovuto fare solo qualche metro, però quando segni c'è comunque quell'adrenalina, quella voglia, e quindi quando specialmente magari fai un gol del 3-1 che magari ti consente non di rilassarti, però di essere inconsciamente un pochino più tranquilli, è stata proprio un'esultanza di liberazione, perché comunque non è facile andare in campo e sapere di dover vincere sempre e dove non, l'ho detto prima, dove non arrivano le gambe ci facciamo arrivare il cuore, perché comunque vogliamo vincere e ce la stiamo mettendo tutta. Sui gol ancora non li ho rivisti, quindi preferisco non parlarne a caldo, analizzarli e poi parlarne con i miei compagni di squadra in settimana, perché sicuramente quando c'è un errore non è mai un errore del singolo, ma è sempre un errore di collettivo, quindi non mi sento di dare la colpa a qualcuno, ma la colpa è magari di tutta la squadra, quindi vorrei analizzarli e poi parlarne tranquillamente in settimana con i miei compagni. Per quanto riguarda l'avversario che ha nominato, Fanghua è un attaccante che ha una grande forza fisica, una buona velocità, è un attaccante che oggi ci ha messo in difficoltà, però sinceramente il nostro obiettivo è quello di vincere. Oggi abbiamo vinto, ci godiamo la vittoria e se c'è da migliorare miglioreremo sicuramente. Antonio Potenza, così come domenica scorsa le sostituzioni della ripresa spaccano la partita. Foggia, una doppietta 1-2 rapido, poi la tua firma, la tua impronta a questo 4-0. Sì, era una partita difficile, lo sapevamo. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare questa partita, però comunque la concentrazione era alta. Il primo tempo siamo stati forse un po' frenati, però poi il secondo tempo ne siamo usciti benissimo, trovando le nostre trame di gioco. L'1-2 è stato importantissimo per noi, poi abbiamo saputo gestire la partita nei migliori dei modi, trovando il 3 e il 4-0 nel finale. Mi viene naturale di buttarmi in area di rigore anche magari quando ci sono poche speranze che la palla arriva. Meno male che questa volta la palla è arrivata, mi sono fatto trovare lì pronto e per fortuna è andata a buon fine la conclusione. Mentre per il 4-0 comunque è stato un tiro di Momo, sapendo che lui ha un grande tiro, calcia forte. Ci ho sperato che il portiere non bloccasse quella palla e poi anche intelligentemente mi sono scraventato sulla palla e mi ha fatto rigore. Prima partita delle ultime 3 per prepararsi al meglio per i playoff. Sì, siamo consapevoli che ormai il terzo posto è blindato, però questo non significa non chiudere bene questa regular season e poi i playoff sono gare a sé che cercheremo di arrivarci al miglior dei modi e provandoli a vincere ovviamente. Ciro, ci ritroviamo a distanza di 4 giorni, stavolta finalmente hai sbloccato la doppia cifra, era un po' un obiettivo che ti sei posto da un bel po'. Partita sbloccata nella ripresa, quell'1-2 ha di fatto indirizzato poi i 3 punti. Sì, è stata una partita difficile come tutte le altre. Il primo tempo eravamo bloccati, loro si difendevano bene, poi abbiamo trovato il vantaggio 1-0 e subito il 2-0. Le partite comunque sono difficili, bisogna avere pazienza, l'importante era vincere. Sono contento della doppietta e della doppia cifra. Era sì un obiettivo insieme, diciamo, prima l'obiettivo di squadra che era quello di vincere il campionato. Non ci siamo riusciti come obiettivo, però siamo propensi ai playoff e di vincerli. Diciamo questi sono i miei gol, sia il primo che il secondo. Sto là in aria, aspetto questa dote di trovarmi al posto giusto. Il primo è stato bravo Enrico sulla sponda, il secondo sì, ho aspettato Sasà che alzasse la testa, mi sono buttato sul primo e poi sul secondo e devo fare i complimenti pure a Sasà, mi ha messo una grossa palla. Questi mugugni
capisco il calcio, capisco la voglia dei tifosi o di alcuni, però io credo che questa squadra merita veramente tanto, così come hanno dato a tantissimi tifosi. Per quanto riguarda i Mugugni lasciamo stare, perché ripeto, fa parte del calcio, la sconfitta non viene digerita mai da nessuno, però io credo che oggi abbiamo dimostrato quanto ci teniamo a questa squadra, quanto ci teniamo a questa maglia, a questa società e a questi tifosi, facendo una prestazione sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'atteggiamento che ha dimostrato in una fase finale dove anche c'è da mettere in preventivo tante cose, tra cui una stanchezza non tanto fisica ma mentale, soprattutto dopo aver visto il nostro percorso che è stato costellato di tantissime vittorie, tantissime ottime prestazioni, ed ecco perché dico che il fatto della sconfitta andava anche analizzata. Però lasciamo stare, io mi godo insieme alla squadra questo quarto posto, ci godiamo questa entrata nei playoff perché non era assolutamente scontato e mi dispiaceva che quasi passava come una stagione con dei rimpianti. Comunque, credo proprio che questa sia una stagione invece che sarà ricordata e dovrà essere ricordata come una grandissima stagione da parte di questo gruppo, che è stato seguito da questo grandissimo pubblico e oggi è stato questo coronamento di un grande percorso fatto insieme. Con le immagini del turno infrasettimanale del campionato di Serie D abbiamo concluso questa puntata speciale di Penalty. Grazie per essere stati con noi, ci rivedremo chiaramente mercoledì puntuali alle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. A tutti voi, buona Pasqua! Dobbiamo sfruttarli, prima abbiamo sbagliato ma adesso molto attenti a non finire in fuorigioco, battuta perfettamente questa punizione da parte di Pirlo e Gilardino, nessuno lo marca, rimangono nelle loro posizioni, bastava tagliare davanti e metterla dentro. Bravi. Abbiamo visti troppi di gol presi così dagli Stati Uniti nelle nostre telecronache, Beppe, tutti così li ha presi. Ma in questo mondiale io sto vedendo molte squadre disorganizzate, guarda, non marca nessuno Gilardino, solo. È il grande credo di Lippi, non possono essere organizzate le nazionali in difesa, gioco con due attaccanti forti. Sì, ma questa è su una punizione del genere, se tu non marchi Gilardino chi vuoi marcare? Devo dirti una cosa fondamentale, io ricordo la tua sviolinata dopo il gol ai mondiali del 2006, una sviolinata che è diventata storia anche della televisione, perché ogni volta che parliamo anche di quel mondiale ricordiamo i gol, ma soprattutto anche quello tuo importante contro gli Stati Uniti. Una nazionale che certamente in quest'ultimo periodo forse qualche piccola difficoltà la sta incontrando. Per quanto riguarda il mio gol ai mondiali sono sempre dei bellissimi ricordi e ricordare sono cose positive, sono emozioni che uno
si porta dentro per tutta la carriera, per tutta la vita. Adesso ho cambiato ruolo, sono allenatore, quindi mantengo sempre quei bellissimi ricordi, ma ho cercato di accantonarli per inseguire questo nuovo sogno, che è fare l'allenatore ad alti livelli. E sono tornato in questa splendida terra, la Sicilia. Sono venuto per la prima volta in questa splendida città come Mazara del Vallo e sono felice di essere qui. Ringrazio la famiglia Campisi e tutti gli organizzatori di questo evento, di questa bellissima serata per il premio. Per quanto riguarda la nazionale maggiore, bisogna secondo me essere e rimanere molto ma molto sereni, perché c'è un CT che ha le idee molto chiare, c'è un CT che ha un'esperienza tale per poter fare grandissime cose. Conosco il mister, so che persona è, ma oltre che sotto l'aspetto tecnico e tattico, soprattutto l'uomo, e quindi quello è indispensabile, avere un CT di questo livello al comando della nostra nazionale. 17ª edizione del Peschereccio d'Oro, un premio dove ancora una volta viene valorizzata la figura di sportivi e tanti altri personaggi che chiaramente fanno parte del mondo dello sport in genere. Essere presente oggi qui vuol dire anche che lo sport ancora una volta aggrega e dà sempre possibilità a tutti di emergere. Assolutamente, sì, stamattina c'è stato un bellissimo incontro con le scuole di Mazara e ho avuto l'opportunità, insieme alle persone che verranno premiate stasera in questa serata, tra scrittori, giornalisti di cronaca, Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale, quindi di poter ascoltare anche, non solo di parlare. È stata una splendida mattinata e assolutamente lo sport è aggregazione e crescita personale, crescita di gruppo, perché quando si parla di squadra, e soprattutto è un messaggio per i giovani ragazzi che si approcciano allo sport di poter inseguire sempre i loro sogni, qualsiasi cosa facciano e qualsiasi sport facciano.